Buongiorno e bentornati, oggi siamo sul sentiero dei suoni del bosco. Praticamente lungo questo sentiero che siamo partiti da zona Caralte, per l'oro di Cadore, siamo in Cadore. Questi animali, queste sculture di animali che vediamo hanno un sensore. Avete visto, voi vi avvicinate al sensore e l'animale appunto fa il suo suono, come avete visto questo cervo. Bellissimo, ce ne sono tanti altri da scoprire lungo il percorso, andando verso il ponte sospeso. Ecco, questo qua è il capriolo. Wow, sentite il verso. Adesso andiamo a vedere altre sculture su di qua. Ecco qui un'altra bellissima scultura. Che animale è, bambini? L'aquila reale. Ah, bellissima. Ecco, adesso stiamo ammirando il bellissimo. Zambetto. Wow, guardate che bellezza di scultura. Questo qua è proprio un percorso da fare per i bambini perché è in falsopiano, anzi in leggera discesa, quindi merita assolutamente. Guardate che bello sentiero, è un po' asfaltato ma dopo diviene strada sterrata. Guardate questa bellissima area verde, anche attrezzata, e qui c'è un'altra bellissima scultura dei bambini, il... Camoscio. Vediamo se funziona. Wow, dai che va, guardate che bello. Vi piace il posto? Sì. Ecco qui il... anzi L'orso. l'orso. Sì. Ecco, questo qui, questo orso direi che è inoffensivo, non fa paura, vero? Ah? Sì. Vedete poi appunto sulla scheda c'è l'impronta e anche mette evidenzia il cranio, poi su altri animali magari evidenziava la forma delle corna. Sono molto interessante, sicuramente è un sentiero adatto ai bambini.